Allora, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti i nostri seguaci che ci seguono. Salutiamo in ordine un po' prima coloro che già si sono affacciati su YouTube, perché noi siamo in diretta live anche sul canale YouTube. Andiamo a salutare la carissima amica Giulia, un bacio forte di Muppet. Salutiamo Rosa Avellano, una nuova, perché non l'ho letto ancora. Rosa Avellano, buonasera, grazie. Giulia dice mi sei mancato, anche tu Giulia. Salutiamo ancora Roxy Pirrell che dice buon pomeriggio maestro, buona diretta a tutti. E un saluto caro va anche per tutti, che è successo? Per tutti coloro che mi seguono su TikTok abitualmente, quindi un forte abbraccio va per tutti i tiktokesi, si dice così, i tiktokesi. Allora, l'unico obiettivo è quello di portare a 10.000 like, quindi voglio vedere tanti cuoricini, tap sul monitor. Allora, amica Roxy Pirrell dice i capelli stanno benissimo, messo, non si preoccupa. Bene, meno male che ho i miei osservatori. Giulia dice un abbraccio forte da Fragola, un abbraccio a tutta Afragola, a tutti gli afragolesi. Bene. Allora, come ben sapete ormai tutti, per parlare con me basta telefonare sul numero di telefono che io vi dico o meglio, potete prenderlo anche dal mio profilo, cliccate sulla mia foto e lì trovate il link, cliccandoci sopra si apre il mio foto, va bene? Ma il numero di telefono è 345 630 8172, ripeto 345 630 8172. Pronto? Buonasera maestro Leo. Buonasera, prego, bene, abbastanza bene, grazie. Volevo fare una domanda per mio marito che alla fine mese di scadere il contratto, volevo chiedere se passava tutto. Se glielo rinnovano? Sì, vabbè, o se glielo fanno tutto,
Allora, vediamo un po' subito. Quanti anni c'ha tuo marito? Che segno è? Ne uno, 36. Ok, un attimo. 1, 2, 3. 2. Ok, un attimo solo. Sì, andrà bene perché mi esce, oltre ad uscire il sole uscente, mi esce anche il carro della fortuna con la carta del successo lavorativa, eccolo qua. Quindi Non ci sarà uno spostamento. no, ce la fa, eccola qua. Lavoro, successo, carro della fortuna, sole uscente, garanzia assoluta. Ok? Se non rinnoverà, mo dobbiamo vedere il fitto. Questo sta al padrone, all'azienda. Ok. Va bene? Grazie mille. Arrivederci, Grazie. arrivederci. Allora ricordo sempre che questa è una live per cartomanzia, quindi solo telefonicamente per voi che avete tempo da perdere, che cercate una live dove potete scrivere nei commenti, non è questa la live adatta, quindi andate oltre e trovate tanti bravi cartomanti a farvelo gratis il consulto. Pronto? Buonasera, Carmine Petrodotta. Buonasera, prego. Volevo sapere se troverò un lavoro stabile. Se troverà? Un lavoro stabile. Quanti anni c'ha lei? Che segno è? Sono Sagittario, quasi 31. Perfetto. Grazie Giulia. 1, 2, 3. Allora, per fine mese io vedo novità lavorative per te, perché mi esce la carta del denaro, la carta dell'angelo e la carta del mondo. Stanno a indicare queste tre carte positività, garanzia assoluta per quanto riguarda il lavoro. Auguroni. Grazie mille. Entro la fine dell'anno. La fine di questo Più o meno. mese. No, verso la fine di di questo questo mese. Sì. Va bene, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Allora, miei cari amici che siete abituati a essere consultati diversamente da come faccio io, perché nel senso che alcuni di voi sono abituati a scrivere nei commenti perché hanno tempo da perdere, lo fanno. Io ho tempo da perdere. Salve, buon pomeriggio. Volevo sapere se trovo un lavoro fisso e se magari un grazie qualcosa, una fortuna.
La vincita non te la so dire perché la vincita fa parte del satanismo dello Stato italiano. E allora niente, un lavoro da questo, un lavoro Bravo, bravo. Il gioco è controllato dallo Stato italiano, quindi non come. ho capito bene. Allora, amico mio, devi sapere da quando è uscito internet Sì, possono controllare anche quante volte vai a fare la pipì nel bagno. ho capito, Con questo ti ho detto tutto. ho capito. Dammi la tua età, che segno sei? Allora, 44 anni, sono gemelli, 1, 2, 3, scegli un mazzo di carte. 2. Il 2, un attimo in linea, grazie. Hai sentito questa parola molte volte, ti darò io una mano, ti darò io un aiuto. Sì. Non è vero niente, solo bla 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 bla. Ci sarà il lavoro, lo troverai, ma con le tue forze, con le tue capacità, lontano dal tuo paese. Questo accadrà nel mese di ottobre. Sì, Sì. ti ringrazio, maestro Peo. Auguroni. Maestro Peo, ma quante, non ti posso dire, ma quante promesse. Parlate con chi sto parlando, con chi sono spiegato. Chiacchiere. Non occupare, domani ti chiamano, però ti chiamano, ancora aspetto le stesse chiamate. Ricordati una cosa, che mai nessuno dice lavati il viso che poi sarai più bello di me. Bravo, la verità. Capito? Sono tutti uominicchi. Sì. Stammi bene, Grazie, auguroni. Grazie. Ciao. Consulti di veggenza e alta spiritualità. Le carte mi servono solo per un indizio, il resto vado a concentrarmi sulla vostra mente, sulla vostra volontà. In questa live non chiedo offerte, non chiedo assolutamente niente, chiedo le 3 cose essenziali. Chiedo tap sul monitor per portare almeno a 10.000 like, quindi voglio vedere tanti cuoricini. La seconda cosa che io chiedo è quello di condividere con i vostri amici questa live. La terza cosa, di mettere il seguo, così la prossima live vi arriverà la notifica, ok? Visto che quando seguite ad altri personaggi qui su TikTok, volendo chiamarli personaggi, io vedo che voi donate 200 monete, 300 monete per avere il consulto. Qui non mi sto a cercare niente e nemmeno niente fate per fare tap per condividere, niente, siete solo delle persone che valgano pochissime monete, siete delle persone che valete poco e niente, siete una nullità di persone. Questo ve lo dico io perché parlo sempre in faccia. Le cose non amo dirle tanto per, ma lo dico con sincerità, perché siete zero, siete delle persone con un vuoto dentro, perché io vedo tante live di cartomanzia dove fate
200 monete, dove hai regalato 200 monete, 300 monete, 400 monete per un consulto. Poi qui non vi chiedo niente, vi chiedo solo di fare tap tap e nemmeno quello fate. Siete la vergogna delle persone, ve lo dico in faccia. Me lo posso permettere, perché è la verità. Siete la vergogna della gente. Linee libere per le persone serie che vogliono un consulto dal maestro di Sant'Antoni di Avella, 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Ricordo sempre chi sono io. Questo sono io all'età di 20 anni, qui avevo 20 anni e qui ce n'ho 63, ciò vuol dire sono oltre 40 anni di attività, professionalità e soprattutto il massimo rispetto per tutti, ma non per l'immondizia. Questo ci tengo a precisare perché il mio tempo qui su TikTok è preziosissimo. Non sono un cartago, sono un professionista serio, sono un personaggio pubblico Rai, Mediaset, Sky, tanto per. Allora, Giulia dice sono dei truffatori, io li blocco, non ci devono stare su TikTok, ma la colpa è di chi li segue. Brava Giulia. Pronto? Buongiorno signore, io sto in live su TikTok in questo momento. Ok? Allora mi deve chiamare o il sabato che mi trovo nell'ufficio, signora, perché adesso sto in live. Sempre verso quest'ora sabato mi trovo, va bene? Arrivederci. La signora mi chiama sempre quando sto impegnato, dimentica che sto in live. Salutiamo l'amica Paolina, ciao Paolina, la carissima amica Paolina col carissimo amico Sergio Zaccariello che abbiamo passato una bellissima mattinata. Abbiamo veramente passato una bellissima mattinata con Paolina e con Sergio. Quando si ha a che fare con persone umili, perché dovete capire che l'umiltà oggi manca, l'umiltà è una cosa molto ricercata ma non la si trova e allora si ha a che fare con un mondo diverso, un mondo che fa parte ormai di grandissimi ricordi. Ecco perché l'umiltà fa la persona, l'umiltà fa la persona. Chi non è umile è cazzimoso, c'ha la cazzimma è cattiveria, la cattiveria ti crea rabbia, negatività e malattie. Credetemi, è così. Perché tu cattivo, tu con la cazzimma, devi morire come muoio io. Io muoio, tu muori. Tutti muoiono. Quindi, che c'è la cazzimma, che c'è la cattiveria, non cambia niente. Campi solo dannato. Questo è un messaggio per tutti voi cattivi.
per tutti voi falsi, per tutti voi che non capite un tubo e fate finta di capire. Capire non è possibile. La cartomanzia collegata con la veggenza e l'alta spiritualità ti dice la verità sulle domande che tu vai a fare. La cartomanzia non è quella di tirarvi le parole dalla bocca, non è quella di fare il giro di parole per farvi parlare, per dirvi ciò che voi volete sentirvi dire. Questa non è cartomanzia, questo vuol dire truffare chi ti chiama, vuol dire ingannare chi ti chiama. La vera cartomanzia, tu fai delle domande, le carte ti rispondono alla domanda che tu hai fatto, senza che tu devi parlare, senza che io ti tiri le parole dalla bocca, perché chi deve indovinare sono io, ma non sei tu che mi devi raccontare i fatti tuoi. Chiaro? La vera cartomanzia è questa, la vera cartomanzia. Ma siccome siete abituati alla gente terra, siete abituati ai tanti cartari che vedo qui su TikTok che non hanno nemmeno la possibilità di comprarsi una maglia addosso, che portano sempre la stessa maglietta, che non hanno nemmeno la possibilità di mettersi dei denti. Questo è una critica, sì, è una critica. Voglio criticare oggi, è una critica, perché siete una banda di ignoranti e voglio criticarvi. Ok? Però la parte che mi interessa si salva, cioè la parte delle persone intelligenti che capiscono. Quelli lì voglio io, le persone che capiscono, intelligenti, le persone che dicono 1+1 fanno sempre 2. 1+1 non può fare 3, sempre 2 fanno. Pronto? Salve, mi dica. Salve, posso dire una domanda allo psicologo? Prego. Dello scoprire. Sì? Volevo fare una domanda su Antonio Ariene, che sono stati delle anni da un po' di più come giorni abbiamo avuto un litigio. Da quel momento non parliamo tanto e volevo chiederle se c'è possibilità di cambiare. Vediamo allora. Mi dici l'età e il segno zodiacale? Lui? Scelgo un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Perfetto, un attimo in linea, grazie. Allora, un chiarimento ci sarà pure, attenzione, perché io lo vedo il chiarimento.
il discorso è che questo amore che dal mio punto di vista è iniziato molto, ma molto bene, è iniziato nel modo giusto, c'è stato amore, poi hai rovinato tutto tu con la tua possessività, con la tua gelosia, hai rovinato il rapporto. Perché ho un narcisista autentico, io ho proprio paura di perdere le persone, quindi E l'hai perso. Sei più contento adesso? no, assolutamente no. Tante, Perché sono tan- umana, tante donne di voi siete così ignorante che vi fate sfuggire dalle mani il vero amore. L'amore, vero? attenzione, l'amore, lo dico sempre, l'amore è libertà. Tu non sei la padrone di nessuna, non te lo permettono io e né il Padre Eterno di diventare padrona del tuo uomo. Ma chi sei tu? Chi sei? Nessuno, non è giusto, giusto. Allora, Assolutamente d'accordo. modifica il tuo carattere, se no tu rimani zitella. Quindi secondo lei Ci sarà un chiarimento, auguroni. quindi se magari posso cambiare potrebbe andare meglio la storia? Tu non cambi mai, Gioia. Vabbè, ipotizziamo, dai. Ciao, Va bene, la ringrazio maestro Cleo, buona giornata. grazie. Grazie mille. Ciao Sergio, carissimo Sergio Zaccarillo, buon pomeriggio, carissima, grande professionalità. Grazie Sergio. Grazie di cuore. Amici miei, abbiamo passato una bella mezza giornata insieme all'amico Sergio Zaccarillo e Paolina. Lo dico apertamente così al pubblico. Ottimi amici, ottima compagnia. Pronto? Leo, Sì? posso fare una domanda? Prego, buonasera, mi dica. Voglio fare una domanda su una persona che sta diciamo attorno a me, Mhm. falsa oppure no, di questa ipotesi. Cosa? Non ho capito la domanda. Allora, una persona che sta intorno a me, diciamo un'amica, che perché mi dicono molto che è falsa, è vera sta cosa che io sono molto circondata da persone false. Quindi lei vuol sapere se si può fidare di questa persona. Ah, è due parole, secondo me. Quanti anni ha? Lei che segno è? 32. E lei invece? No, lei non lo so quanti anni ha, però più o meno intorno a 42, però Allora signora, faccio una cosa, pensa intensamente a lei in questo momento e mi scelgo un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Perfetto, pensi a lei. Allora, signora, lei si può fidare di questa persona perché le carte me la danno come una persona sincera. Quindi è una persona molto sincera. Sono gli altri che gliela vogliono far confondere, a farla passare per una persona diversa.
posso fidare. Sì, signora, si può fidare. Ok. Va bene? Grazie. Arrivederci, buona serata. Allora, linee libere 345 630 81 72 per chi vuole parlare e comunicare con il Sant'Uno di Averno il presente. Live in mia compagnia fino alle ore 16:30, ok? Questa è una live per persone serie, per persone che amano la professionalità. Un caro saluto per l'amico Francesco, detto Ciccio. Ciao Ciccio, buon ascolto. Allora, diciamo che in questa mia live io ho fatto un po' di selezione, ho selezionato un po' di gente, quindi l'immondizia l'ho cacciato via, quindi l'immondizia ha a che fare con i loro pari, ecco perché ho pulito un po' questo mio profilo, quindi il mio profilo è fatto solo ed esclusivamente di persone serie, di persone che hanno un po' di cervello per capire, per valutare e per far sì di essere aiutati, ma c'è il resto della marmaglia che è abituato ai tanti caftari che stanno qui su TikTok che li illudono e li truffano. Pronto? Sì, mi dica, pronto? Buon pomeriggio. Volevo fare una domanda, se posso. Prego, signora. Volevo chiedere per il lavoro, siccome che sto lavorando in negozio di risparmio casa, volevo sapere se fosse cambio lavoro, se non mi trovi. Lei vuol sapere se resta o trova un nuovo lavoro? Vorrei cambiare lavoro. Ah, ho capito, quindi vuole sapere se ci riesce. Sì, bravo, sì, grazie. Allora, 1 o 2 o 3, signora? 1. Lei quanti anni ha, che segno è? Allora, sono 47 anni della Vergine. Un attimo in linea, grazie. Sì, signora, lei troverà un nuovo lavoro. Mi esce la carta della felicità
la carta del denaro e mi esce la carta della chiamata, cioè notizia per un nuovo lavoro, quindi non è lontana questa notizia. Ok? Auguri signora, buona serata. Grazie. Ripeto il mio numero di telefono che è il 345 630 81 72. Salutiamo l'amica Adele Aceto che dice buon pomeriggio maestro, la seguo ogni giorno, sono la signora che ha ancora alcuni colpi da sparare come mi disse giorni fa, la stimo. Grazie signora, questi 4 colpi che c'è ancora da sparare, mi raccomando, li spara come si deve, perché poi polvere da sparare non ce n'è più. Pronto? Sì. Se c'era? Da quanto tempo avete pubblicato? Una storia di? Allora, quanti anni tieni? Che segno sei? 1, 2, 3, cosa scegli? Rilassati, non pensare a niente, concentrati sulla mia immagine. Allora, tu sei un'altra persona che con il tuo carattere hai rovinato un po' questo bellissimo rapporto. Perché io vedo che questa persona l'hai proprio stancato. Questa persona per arrivare a lasciarti, perché proprio non ne poteva più. Perché tu sei peggio di un investigatore privato. Tu mi sembri il maresciallo della caserma.
io vedo che possa esserci un chiarimento, ma non più di tanto, perché le carte mi danno la stanchezza psichica di questa persona. Questa persona con te ha avuto a che fare di tante cose belle, ma tante cose cattive. Questo quasi quasi ha bisogno di un psicologo, questo ragazzo, perché tu l'hai proprio distrutto. Eh? Gli vogliamo trovare due motivi? Tu sei una santa, vero? Ah, meno male. E allora passati la mano per la coscienza. Un abbraccio, buonasera. Grazie. Pronto? Salve. Vediamo per quanto riguarda una situazione che ha mio marito. Che è successo? Io tempo addietro l'ho chiamata, ero preoccupata, siccome ora comincia ad esserci il processo, l'inizio del processo, e sono un pochino pensierosa. Mi potrebbe dire che cosa vede, come andrà a finire questa situazione? Tuo marito quanti anni c'ha, che segno è? Ha 43 anni ed è Toro. Io già l'avevo chiamato tempo addietro, però siccome ora hanno fissato le date delle udienze, vediamo subito. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 2. Rilassati, non pensare a niente e concentrati sulla domanda che mi hai fatto. Grazie. Prego. Sono molto preoccupata. Ascoltami bene, le carte mi dicono che come era previsto che andasse e di come andrà molto. Certamente non è che gli regaleranno le rose o gli regalano i babà, no. Però il processo di come era previsto che doveva andare, di condanne e così via, e di come andrà molto a favore a lui. Tanto per dire una cazzata, se si pensava che poteva prendere 15 anni di carcere, per dire, ne prenderà 10, ma andrà a favore a lui. Perché, ma è chiaro, scusami, ma mica che tuo marito l'hanno beccato per niente o per sfizio così. Il reato esiste, il reato ci sta. È chiaro che prenderanno in considerazione alcune cose che lo porteranno a diminuire la pena in confronto a quelle cose. Capito? Si vede se è grande la pena. Non te lo so dire, non faccio l'avvocato, però mi escono le carte, mi escono abbastanza positive. Auguroni. Arrivederci, auguroni. Grazie.
Vi ricordo che effettuo consulti in privato a consulti, io dico a nel senso che nessuno vi sente. Sì, un attimo. Per consulti in privato bisogna farne richieste tramite WhatsApp e vi darò spiegazioni per il costo e di come è possibile avere un consulto in privato con me. Pronto, dimmi. Prego. Lavoro? Sì. Te già lavori, vuoi sapere se trovi lavoro? Ah, ecco, vediamo. Quanti anni tieni, che segno sei? Allora, sono Sasha e devo fare più 20 anni, sono della bilancia. Perfetto, Sasha. Che bel nome. Grazie. Sasha, che poi sarebbe Alessandra. Esattamente. Sì. So pure... L'ultima persona che lo sa. Vabbè, ma la gente è ignorante, che capisce? Purtroppo sì, ce n'è tanta. La gente è ignorante. Sasha, per gli ignoranti, Sasha è un nome russo. Esatto, più che altro lo associano all'ignoranza a persone poco di buono. Che in italiano vuol dire Alessandra. Esatto, sì. Ve lo dice uno che ha fatto la terza alimentare. Penso tu, c'è che all'università non le sa. 1, 2 o 3, Sasha? Allora, 1. Perfetto. Un attimo via. Allora, Sasha, come mi dicono le carte, il contratto verrà rinnovato. Devi solo fare attenzione alla tanta invidia che è intorno a te. E questa invidia che non capisco, sempre l'invidia c'è. Vabbè, l'invidia fa parte dei belli. Esatto, ne dovrei andare fiera. Tu sei bella e sei invidiata. Se eri brutta non ti pensava nessuno. Devo andare fiera, Va bene. Ok. Posso stare tranquilla. Tranquillissima. Va benissimo, grazie mille. Buona serata, Sasha. Buon pomeriggio. Grazie. Tap e condividete questa live con i vostri amici. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera a lei, prego. Sono Michele. Sì. Michele Avella, come lo stesso tuo cognome, il tuo Ah, e ti seguo intensamente. è un piacerone. Ho bisogno di un aiuto grande. Che è successo, Michele? Dimmi. Sto in un buio totale, maestro. Parliamone un po', che è successo? Dimmi tutto. Che è stato? Parli. Ma sono venuto da una donna che per 7 anni mi ha rovinato la vita d'esistenza. E volevo sapere chi mi può aiutare. Fammi capire che è successo e cosa cerchi come aiuto, io ti dico cosa. Sì, non... Sono in
Ah, sei scemo allora, Michele. in alto economicamente, moralmente, Ma fammi capire, questa donna italiana, sì, italiana e vive a Bari, ma di origine milanese. e quindi tu con questa donna hai avuto una storia? Io la volevo tanto bene, la amo tanto E quindi? e volevo sapere che cosa mi sta succedendo, se mi fa tutto male. Ma con questa qui che cosa è successo? Hai chiuso? Lei mi ha abbandonato, ma Ti ha abbandonato perché hai finito i soldi? no, perché mi ha tolto l'anima, mi ha tolto tutto a livello psicologicamente, tanto volevo sapere. Allora, Michele, mi devi dire quanti anni c'hai, che segno sei? 45 anni, segno dei pesci, 24. E questa donna, quanti anni c'ha, che segno è? Del 35, 22, 11, 86. Allora, ascoltami bene, Michele, io adesso vado a leggere le carte. Tutto quello che io ti dico, cerchi di prendere a volo i consigli che ti do, ok? Sì, grazie, ma Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. uno, Allora, un attimo in linea. Allora, mica ci sei? Ascoltami bene, questa donna ti ha usato buono e meglio, ti ha sfruttato. Le carte mi dicono che ti ha sfruttato sia economicamente sia psicologicamente. Questa donna, qua esce la carta del diavolo, vedi? La carta del diavolo sta a indicare che è una donna assatanata, cioè è una donna che ha capito la tua debolezza, ha capito la tua persona buona che sei, buonaccione, e ne ha approfittato facendoti credere cose per altre. Capito? Quindi il morale della favola è inutile che tu te la prendi più di tanto, ormai quello che è successo, capisci? Suicidarsi è da vigliacchi, perché lo fanno i vigliacchi e lo fanno le persone che non hanno cervello. Tu un cervello ce l'hai, non sei un vigliacco, sei una persona col cuore grande e Dio ti aiuterà a farti incontrare veramente la persona giusta, perché mi esce qua, eccola qua, la persona giusta, e ti posso garantire che passerai un bellissimo Natale con una persona che ti merita, con una persona che vale, ma questa qua ti ha solamente... devo stare lontano. Devi lo stargli lontano a un miglio. È un, Ma lei mi spia da tutte le parti. è un demone, è un demone. Ho visto che ha un
È un demone, campa sugli uomini, sulle persone brave, capito? Non è una zoccola, ma è un demonio. Stagli lontano un miglio. Questo sono donne che devono stare da sole. Ti è capitato, adesso devi farti una ragione. Fatti una ragione, statene calmo, perché incontrerai il meglio. Però questa situazione ti è servita per farti imparare a convivere con le donne, per farti capire cosa vuol dire la parola donna. No, maestro, ma la cosa più grossa che mi dà rabbia è che non avendo una mamma, questa donna ha approfittato anche della mia famiglia, e mia mamma l'ha fatta malare di cuore. È successo. Donna, gli ho detto cuore e anima, non l'ho mai tradita e niente. Amico mio, stammi a sentire. Questa che tu hai raccontato in questa live è una delle tante storie che, ahimè, finiscono sui giornali, finiscono in TV, sui TG e così via. Allora, tu sei forte, sei una persona squisita, devi stare solo calmo, statene calmo. Con lei se la vedrà solo Dio. Dio deve dar conto a Dio e tu avrai una bellissima vita. Metti una pietra sul passato e non ti preoccupare. Speriamo, perché non ce la faccio più. Stai calmo. Quando hai bisogno di parlare con qualcuno, sto qua io. Sì. Va bene? Quindi la devo eliminare proprio di me. Lasciala perdere, allontanala. Anche tutto quello che ho perso, che mi ha fatto perdere, Ormai è perduto, non la pensare più. Bloccala tu su tutti i posti, lasciala perdere, se no passerai un guaio. Ok. Va bene? Grazie. Un bacio. Vi abbraccio, maestro. Ciao Michele, ciao. Quando succedono dei guai, andiamo a vedere anche un po' cosa è successo. Questo signore, l'avete sentito voi stessi, meglio che non parlo, perché se parlo faccio danno. Pronto? Chiedo scusa un attimo, c'è un versetto di Nostradamus. Se voi andate a leggere il libro di Nostradamus, c'è un versetto che dice: verrà il giorno che le donne si abbracceranno agli alberi. Sapete cosa vuol dire? Andate a vedere. Pronto? Ciao. Laura. Sì. Dammi. Mi devi dare l'anno e il segno zodiacale. Ciao Francesco, ho salutato prima. Dimmi. Io sono Acquario del 97, lui è del 69 e lei dello Scorpione. Volevo sapere se hanno fatto un palazzo a moto o a lui. Dopo c'è una scrittura nel senso di allontanamento. E tu quando chiami ad altri cartomanti e ti dicono queste cose, mandala a fanculo. No, io che sono precedente. 1, 2 o 3. Laura, un attimo in linea.
Allora, ascoltami bene, Laura, non c'è nessun malocchio, nessun maleficio, è un allontanamento spontaneo, quindi questa persona ha iniziato man mano a vedere, cioè ha iniziato a vederlo sempre più strano, vedo litigi, ultimamente ci sono stati litigi continui, Tutti i giorni, tanti giorni. e lo vedo. Lui, litigi continui, lui nervoso, agitato e così via. Sì, lui è indemoniato. Se te l'ho detto, però ti devo dire che non è niente che ha a che fare con maleficio o malocchi, probabilmente ha a che fare con altre sostanze. Parlami chiaro, perché non sto capendo più niente io, non li conosco più lui. Allora, ho detto cose che riguardano malocchio, invidio, cattiveria, non ce n'è. Però se una persona si comporta in questo modo, di come io sto vedendo, nervoso, agitato, quando vede a te come se vede il diavolo davanti agli occhi, bla 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 bla, sì, queste cose qua, due sono le cose: o fa uso di alcol o fa uso di sostanze stupefacenti. Stop. Un'altra ragione non esiste. Ma infatti lui a me mi odia, cioè io non so quello che devo fare. Gioia mia, ascoltami bene. Ti ho detto le cose come stanno? Sì, è diventato bugiardo. Sì. Per me sarebbe stato più facile dire: t'hanno fatto una fattura per allontanarlo da te. Tu mi avresti creduto, mi avresti chiamato in privato, ti avrei detto: per mettere a posto questa situazione ci volevano un po' di denaro, tu me l'avresti dato e ti avrei preso per il culo. Chiaro? Quindi o sono scemo che non so fare questo lavoro, o sono una persona troppo onesta. Sei troppo onesto. Quindi il mio lavoro, che io ci metto la faccia tutti i giorni, esatto, lo faccio da 44 anni, sia ben chiaro. Lo so, io ti conosco da bambina. Bravo. Allora, perciò dico, se vi dovete ubriacare di un buon vino, non della ceca. Con questo cosa voglio dire? Lo posso dire ad alta voce che io sono un professionista del settore, e quando dico non c'è niente, non c'è niente. Il tuo uomo, il tuo ragazzo, ripeto, tuo marito, perdonami, l'opzione che si comporta così, te l'ho detto quali sono. Perché se c'era... Ma c'è qualche altra donna? C'è una donna di mezzo? No, un'altra donna non c'è. Di mezzo c'hai tre possibilità, che io purtroppo non posso garantirti certe cose. Allora, tuo marito o è un giocatore di macchinette, sta nervoso perché perde dietro le macchinette, o è un alcolista che beve whisky e poi sfoga su di te con la rabbia, o usa stupefacente. Queste sono le tre opzioni, valuti tu e scoprili tu. Io ti ho dato un indizio. Siccome io lui non lo vedo quasi mai, cioè come se siamo separati in casa, non rientra a casa, non so cosa fa. Ma perché non lo mandi a fanculo, scusami? Hai capito? Questo è il problema. Ma scusami, se stai... Cioè lui rientra la mattina, sta 10 minuti e se ne va, non lo vedo più. Ma c'hai figli? No, non ho figli. Non hai figli? E a chi aspetti? Cambi la serratura della porta e mandala a fanculo. Ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Vivi la tua vita, riprenditi la tua vita in mano, vivi la tua vita. Ma chi te lo fa fare a soffrire davanti a uno di questi? Io non so cosa lui faccia. Te l'ho detto.
e un poco di buono. Capito? Lo vedo molto strano, molto bugiardo, fatto, bugiardo. Allora, visto che non c'hai figli, preparati la valigia e va. Sto andando via. E No, già sto andando via. brava, Me ne voglio andare. brava, un applauso. Prendi la valigia, Volevo- vai. No, io sono sposata da 27 anni, però vedo che lui non ha più rispetto nei miei confronti. Bravo, vatti a fare un bel viaggetto da sola, goditi la vita. Amica mia, la vita è breve. Lo so. La Che vi- ho passato io nella mia vita. La vita, quanti anni c'hai, hai detto? Io ne ho 45. 45 anni, stai nel pienone della tua vita. È l'età più bella. Godetela, vivila al miglior modo possibile. Ok? Posso farti una domanda? Se vedi che ho avuto una gravidanza, io non ho figli con lui perché mi ha nascosto che non poteva avere figli. E se lui non poteva avere figli, se tu hai letto con un altro uomo avrai figli sicuramente. Tranquilla. No, vorrei capire se io nel mio... È presto per vederlo. Liberati la mente da questa persona e poi magari mi richiami e possiamo fare un controllo. D'accordo. Va bene? Ok. Un abbraccio, stammi bene e tanta felicità. Ciao bella, ciao. Ciao. Non dovete piangere quando mi chiamate perché io sono una persona che amo dire la verità, amo darvi buoni consigli. Prendiamo un'ultima telefonata, vediamo chi ci chiama. Ultima telefonata. Pronto? Pronto, maestro Peo? Sì? Ciao, sono sempre io, Teresa. Potrei fare un'altra domanda, se posso, sempre se posso? Prego, prego. Allora, siccome io sono single, divorziata, tantissimi anni, Sasha comunque mia figlia, quella che la chiamo prima, Beh, sai che quella che ti piaceva il nome, Alessandra, sì. Comunque, volevo chiederle solo, io siccome che sono single da quasi 4 anni, arriverà qualcuno nella mia vita? Qualche uomo serio, diciamo, dai. Dobbiamo inventarlo. Bravissimo, bravi. Dobbiamo inventarlo, signora. Dobbiamo fare, che ne so, forse un robot, dobbiamo fare qualche robot. Purtroppo oggi l'epoca è questa. Esatto. La carne si butta via da solo così. Esatto. 1, 2, 3. Facciamo 3. Perfetto, un attimo. Sì, grazie. Allora, la sua vita sentimentale avrà un cambiamento l'anno nuovo. Quest'anno qua non se ne parla proprio. Tutto rimarrà tale e quale. Ma più o meno, L'anno nuovo. ma dico alla metà di l'anno nuovo? No, verso febbraio. Ah, febbraio, vabbè, Sì. abbiamo aspettato tanto, aspettiamo un altro po'. È chiaro, è chiaro. E niente, adesso, può fare anche Sasha questa domanda? No, siamo in chiusura. Ah, ok, vabbè, allora l'altro giorno può chiamarla. Va bene, alla prossima, arrivederci. Ed era l'ultima telefonata.
l'ultima telefonata. Mettiamo le carte a posto nell'apposita custodia. Allora, da questo momento in poi io rispondo in privato a tutte le persone che vogliono parlare con me riservatamente. Va bene? Quindi per tutti quelli che vogliono un consulto in privato, sappiate che il consulto in privato a pagamento, il costo è 30 euro, perché io vado a dedicare il mio tempo preziosissimo a voi che mi chiedete un consulto. Domani ci sarà la mia nuova live, quindi domani alla stessa ora, più o meno, ci sarà la prossima live. Io vi ringrazio a tutti voi di TikTok, un abbraccio in particolare a tutti che mi avete chiamato, che avete preso la linea. Un abbraccio. Mentre a tutti voi di YouTube un caloroso abbraccio e a risentirci alla prossima mia live. Salutiamo Francesco, detto Ciccio, ciao Ciccio, salutiamo Adele Aceto, Paolina Palmigiano, salutiamo alla carissima amica Giulia, ciao Giulia, insomma, chi altro c'era? Roxy Pirrell, a Rosa Avellano, dico bene, insomma, un abbraccio a tutti voi. A risentirci domani alla stessa ora. Buona serata.